Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, allo Zen di nuovo in azione le forze di polizia, 200 agenti alla ricerca di armi e droga tra i casermoni del quartiere dove abitava l'assassino di Paolo Taormina. E per il delitto all'Olivella c'è un quinto indagato per false comunicazioni al magistrato e uno degli amici di Gaetano Marantano, che potrebbero aver creato la messa in scena della rissa che ha preceduto l'esecuzione di Taormina. Catania, sparatoria con mitra e pistole al Librino, scene da Far West in un condominio di Viale Bummacaro. Lo scontro avvenuto in 2 fasi, forse per una questione legata allo spaccio di droga. 102 anni e tanta lucidità, e Amelia di Augusta era finita nel mirino dei truffatori che l'avevano contattata chiedendole dei soldi per salvare il nipote. Lei però non c'è cascata e ha chiamato la polizia. Anche in Sicilia sempre più anziani e culle al minimo storico. Nella nostra regione cresce il numero delle donne che mettono al mondo un figlio in età avanzata, ma anche quello delle mamme giovanissime. Bullo non è bello, è la campagna itinerante della polizia contro un fenomeno che colpisce in modo grave sempre più giovani, vittime anche online. Nostra inchiesta sui bronzi di Riace. Giacevano davvero da secoli nei fondali della Calabria o invece erano stati avvistati per la prima volta in Sicilia? Ai nostri microfoni un testimone racconta che le sculture erano sepolte nel mare di Brucoli, nel Siracusano, e da lì sono state trafugate. Calcio, a Catania cresce l'attesa per il big match di domenica contro il Benevento. I rossazzurri avranno ancora una volta dalla loro un Massimino tutto esaurito, ma intanto il Ministero dell'Interno ha disposto lo stop per 3 mesi delle trasferte dei tifosi etnei. Bentrovati. A Palermo, controlli a tappeto allo Zen. 200 agenti di forze della polizia presidiano e controllano il popolare quartiere alla ricerca di armi e droga. Marco Gullà. Ancora controlli, ancora perquisizioni, ancora presidi allo Zen di Palermo dopo l'omicidio di Paolo Taormina. 200 uomini tra poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno setacciato magazzini e abitazioni tra i casermoni dello Zen 1 e 2. Il quartiere palermitano è ormai cinturato, si controlla ogni angolo, ogni magazzino alla ricerca di armi e droga e ulteriori tasselli che possono ricondurre all'omicidio del 21enne Taormina. Sul solco di quanto già avvenuto giorno addietro e sulla base dei riscontri investigativi già acquisiti, l'intervento di oggi da parte delle forze dell'ordine rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici la ricerca di armi e droga, il controllo mirato di persone e veicoli in transito presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza. Come è successo giorni fa, i controlli sono anche su auto e moto e poi accertamento di violazioni amministrative, licenze, autorizzazioni e regolarità delle attività commerciali. Non sono mancati, come di consueto, momenti di tensione con alcuni residenti che non gradivano la presenza delle forze dell'ordine nel quartiere. In cielo un elicottero sorvola sul comprensorio, restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che in presa diretta inviano immagini alla sala operativa della questura. Un controllo capillare, pressing sullo Zen e su alcuni residenti. Intanto, sempre a Palermo, c'è un quinto indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Paolo Taormina, accusato anche lui di aver detto il falso agli investigatori. Per la procura, infatti, la rissa davanti al locale della vittima era una messa in scena del branco dello Zen per far uscire all'aperto la vittima e realizzare l'esecuzione. Manlio Viola.
C'è un quinto indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Si tratta di Vincenzo Viviano, il giovane con cui l'assassino reo confesso Gaetano Maranzano si allontanò dal luogo del delitto. Secondo gli investigatori anche lui, come altri 4 giovani prima, avrebbe mentito nel racconto dei fatti di quella sera. Fra i carabinieri si fa strada la tesi secondo la quale la rissa davanti al locale sia stata organizzata, una vera e propria trappola per far uscire la vittima predestinata. Dopo il delitto, Gaetano Maranzano e Vincenzo Viviano vengono ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre vanno probabilmente a bere una birra. Viviano, ascoltato dagli inquirenti, racconta una storia diversa che non coincide con la sequenza dei fatti ricostruita attraverso le telecamere di sicurezza. Resta da identificare un settimo giovane, si tratta del ragazzo schiaffeggiato da Maranzano davanti al locale di Taormina e andatosi a nascondere fra le auto. Per i carabinieri si trattò proprio di una messa in scena per attirare fuori la vittima predestinata e anche lui ne era complice. Intanto la movida palermitana finisce nelle cronache internazionali non solo per la violenza. Ne scrive il New York Times, che critica la scelta di trasformare via Macheda in un vero e proprio fast food all'aperto in centro, una giostra per turisti che lascia ai margini i palermitani. Un'area che però dà lavoro a 450 giovani, senza considerare che finita l'area food, via Macheda diventa terra di nessuno e non è un caso se il secondo tratto sia inserito fra le zone rosse. Ma il comune annuncia che ora si cambia, stop alle bancarelle, con la voglia di puntare sulle attività artigiane per riqualificare l'intera area del centro città. Anche a Catania si spara con pistole e pure con mitra a Librino, scene da Far West in un condominio di Viale Bummacaro. Lo scontro a fuoco è avvenuto in 2 fasi, forse per una questione legata anche in questo caso allo spaccio di droga. Tonino De Mana. Le armi usate per un fatto semplicemente intimidatorio. È probabilmente il crack, la piaga del momento, ad avere rotto fragili equilibri, tanto che a Librino si è tornati a sparare con una certa frequenza. Dopo i 15 bossoli ritrovati in un garage che si affaccia su Viale Moncada 18, un altro inquietante episodio si è registrato ieri sera in 2 fasi in un residence di Viale Bummacaro 14, sempre a Librino. Spinte, insulti, schiaffi e pugni tra almeno una ventina di persone lasciavano pensare ad una lite condominiale, ma la realtà sembra essere un'altra, visto che dopo un'oretta di calma apparente un gruppetto di persone è tornato sul posto, aprendo il fuoco con pistole e mitra. Numerosi bossoli ritrovati e nuove indagini da parte della squadra mobile che, su disposizione della Procura di Catania, mantiene il massimo riservo. Bocche cucite degli investigatori, tanta paura e poca voglia di parlare dei residenti. C'è gente che ha paura, le donne, eccetera, eccetera. C'è paura, sì, certo che c'è paura. Adesso sono un po' troppi i casi, Viale Moncada, Viale Bummacaro, si spara facilmente. Non lo so, forse siamo ritornati ai vecchi tempi. Non lo sappiamo noi cosa è successo, solo che ieri sera è successo quello che è successo. Non è una cosa giusta, ci vuole un controllo anche che la polizia controlla e giustamente la zona anche, un controllo della sicurezza ci vuole anche. Da Librino a Via Plebiscito, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro un negozio di abbigliamento nel quartiere Antico Corso. Sulla vicenda in questo caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. I carabinieri di Mascalucia intanto hanno arrestato un uomo di Aci Sant'Antonio accusato di essere l'autore della rapina dello scorso 9 maggio nel locale ufficio postale. L'uomo aveva minacciato il direttore con un taglierino puntato al collo, ma per l'impossibilità di violare la cassaforte, che è dotata di un'apertura temporizzata, ha finito per costringere i dipendenti dell'ufficio a consegnare il denaro in quel momento custodito agli sportelli, vale a dire poco meno di 1.000 euro. A Trapani, agenti penitenziari hanno trovato 4 telefonini nelle celle di altrettanti detenuti nel corso di una perquisizione straordinaria in carcere. Sul caso, l'ennesimo oltre le sbarre, indaga la polizia penitenziaria. Sono stati recuperati i cadaveri di 7 migranti morti nel Mediterraneo nel naufragio fra il 16 e il 17. Saranno trasferiti prossimamente a Porto Empedocle. Sono a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera, che ha intercettato nel canale di Sicilia un barchino di 7 metri che era salpato dalla Tunisia. Intanto altri 17 migranti originari di Chad, Guinea e Sudan sono stati fatti sbarcare nella notte a Lampedusa. Intimidazione a un imprenditore di Misilmeri che sta eseguendo lavori nell'impianto sportivo di Piano Stoppa. Gli operai dell'impresa hanno trovato i lucchetti con le serrature piene di colla.
Il titolare della ditta ha sporto denuncia, come aveva già fatto mesi fa, quando la sua ditta di Casteldaccia aveva subito danneggiamenti. Culle vuote e sempre più anziani anche in Sicilia. Il crollo delle nascite, che colloca la nostra regione in fondo alla classifica nazionale, presenta dati allarmanti in particolare a Enna e a Trapani. E nel frattempo sono sempre di più le mamme giovanissime e quelle che partoriscono in età matura. Roberta Lunghi. Culle sempre più vuote anche in Sicilia. I numeri Istat confermano che la regione vive una crisi demografica drammatica. Nel 2024 le nascite nell'isola sono state circa 33.600, con un calo del 5,3% rispetto all'anno precedente, che supera di gran lunga la media nazionale del meno 2,6%. Maglia nera nell'isola Enna e Trapani, rispettivamente con un calo nascite dell'8,4% e dell'8%. L'unica provincia con segno positivo è Agrigento, più 0,3%. Nel 2024 il numero medio di figli per donna scende in Sicilia a 1,27, mentre la media nazionale raggiunge il minimo storico, 1,18 figli per donna. Ma è sull'età delle neomamme che la Sicilia mostra il suo costante paradosso. Se da una parte rispecchia il trend nazionale, laddove l'età media al parto è di 31,7 anni, con molte che superano i 35 anni, dall'altra, in alcune aree dell'isola, soprattutto nelle province più svantaggiate, persiste la crescita dei numeri di ragazze tra i 15 e i 19 anni che diventano madri. Sono due facce di una stessa crisi, dunque, con l'esigenza e l'urgenza di una inversione di tendenza. E qui la palla passa a politica, istituzioni e scuola, perché la cultura e l'informazione sui pericoli di un crollo demografico rappresentano la possibile chiave di volta. Bullo non è bello, è la campagna itinerante della polizia contro un fenomeno che colpisce in modo grave sempre più giovani, vittime anche online. Da Palermo Marco Gullà. Bullo non è bello, uno slogan ma soprattutto una campagna educativa per sensibilizzare il mondo degli adolescenti e dei giovani, attirando la loro attenzione nel proporre messaggi culturali che inneggiano alla vita. Se ne è parlato questa mattina a Palazzo dei Normanni a Palermo, sicuramente in un momento più che delicato tra omicidi e suicidi di giovani ragazzi. C'è un incremento, non ci sono dubbi, di quello che è la violenza minorile anche che porta all'omicidio. Perché? Perché ovviamente c'è sempre meno umanità, c'è meno tolleranza, c'è sempre di più arroganza, aggressività e abbiamo sottovalutato per troppo tempo gli atti del bullismo, dei bulli. I bulli sono diventati degli esempi. Giornate come queste andrebbero replicate continuamente, perché è lì che c'è il senso delle cose. Se non si parla ai ragazzi, se non si parla al cuore dei ragazzi, probabilmente di episodi brutti come quelli che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo in particolare, chissà quanti ne potrebbero riaccadere. Educazione e formazione per evitare che il bullo possa diventare anche un omicida, e allora alcune componenti possono fare la differenza. Un ruolo importantissimo, perché è colei quale accompagna la vita sociale, la crescita dei ragazzi, li prende all'asilo, li accompagna sino all'università. La famiglia è la costante quotidiana della vita. 102 anni e tanta lucidità per la signora Amelia di Augusta. Era finita nel mirino dei truffatori, l'avevano contattata chiedendole soldi per salvare il nipote. Lei però non si è cascata e ha subito chiamato la polizia. Francesco Aloi. Signora, buongiorno. La signora Amelia ci apre la porta di casa. Ha 102 anni e per la sua età ha una lucidità fuori dal comune. Con la sua astuzia è riuscita a sventare una truffa. Un finto avvocato la chiama al telefono e chiede 8.000 euro per aiutare il nipote, responsabile di un incidente stradale, in realtà mai avvenuto. Parla l'avvocato Bianchi, che mi avevano dato il numero telefonico, parla con il giudice per non farla andare in carcere. Quindi lei si prepari a cercare gli altri soldi, va bene?
Ma poi non è venuto, io ho telefonato alla polizia. Gli agenti del commissariato di Augusta arrivano subito, ma dei truffatori non c'è traccia. Come ha risposto, per come ha reagito ai malfattori, ha messo in allarme gli stessi, che dunque non hanno ritenuto di portare a compimento la truffa. I consigli da seguire in questi casi Amelia li conosceva, ne aveva già sentito parlare. Allora perché ho chiamato la polizia? In modo che la polizia venisse a vedere questo signore. Nel mirino dei truffatori ci sono gli anziani, ma non solo loro. Però di truffe se ne continua a parlare e a cadere nella trappola ormai sono davvero in pochi. Sulla bontà delle campagne che avviamo costantemente, soprattutto anche nelle parrocchie, ma anche appunto attraverso le classiche attività di promozione. Chiamate prima di tutto la polizia che vi assiste e cerca di mantenere l'ordine. Un mito, Amelia, veramente. Amelia di Augusta. Sentenza storica sul lavoro edile in Sicilia. Il tribunale che si occupa di lavoro a Catania ha dichiarato antisindacale la condotta di un'azienda che aveva esteso a tutti i dipendenti un contratto peggiorativo rispetto a quello nazionale di categoria. Desiree Ferlito. Sentenza storica sul lavoro edile in Sicilia. Il Tribunale del Lavoro di Catania ha dichiarato antisindacale la condotta della Cosedil SPA, che aveva esteso a tutti i dipendenti un accordo aziendale sottoscritto lo scorso febbraio con la sola rappresentanza sindacale unitaria degli impiegati. La giudice Chiara Cunzolo ha stabilito che l'intesa non può avere valore generale per l'intera azienda, ma resta applicabile esclusivamente ai soli lavoratori della sede catanese. Grande soddisfazione dei sindacati. Secondo Fillea CGIL e Feneal Will, l'accordo aziendale contestato introduceva deroghe peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale dell'edilizia. Valutazione dello straordinario piuttosto che dei tempi determinato o di altri diritti che riteniamo già siano ampiamente disciplinati dalla contrattazione nazionale. Questa sentenza, hanno dichiarato, riafferma il valore del contratto nazionale e della rappresentatività democratica nei luoghi di lavoro. In una nota Cosedil sottolinea che il Tribunale di Catania ha escluso condotte antisindacali nei confronti di Fillea CGIL, riconosciuto la piena legittimità del comportamento aziendale in relazione agli obblighi di informazione e consultazione sindacale e confermato la regolarità delle procedure di elezione della RSU. Il paradosso dell'inquinamento. Ci sono acque che si tingono di nero, di viola, perfino di rosa, un odore acre che da anni accompagna per esempio il fiume Gela. La procura indaga su questi sversamenti, ma il magistrato, il procuratore Vella, denuncia: secondo la legge regionale molti scarichi sono perfettamente leciti, anche se inquinano. E dice il procuratore: abbiamo le mani legate. Gerry Italia. Nel fiume Gela da anni l'acqua cambia colore, nera come l'olio, viola, a volte persino rosa, e quando scorre sprigiona un odore acre quasi insopportabile, una scena a cui i gelesi ormai si sono abituati. Le segnalazioni di sversamenti si ripetono da anni: acque maleodoranti, schiuma bianca, pozze innaturali, ma il paradosso è che, almeno in parte, tutto questo sarebbe perfettamente legale. Sul fiume ci stiamo lavorando seriamente, non è detto che riusciamo ad arrivare a condotte che sono sanzionate penalmente, perché in Regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale, che quindi ha la sua autonomia, determinate attività che in altre regioni sono coperte con norme che consentono l'attivazione di una tutela penale, qui non lo sono. Faccio semplicemente un esempio. Nella nostra area industriale abbiamo circa 100 aziende. Queste 100 aziende, la raccolta delle acque dei piazzali, quindi quando piove la raccolta delle acque dei piazzali, non devono andare in depurazione, quindi possono essere scaricate liberamente nei fiumi. 100 piazzali, 100 aziende, ogni pioggia trascina nel fiume tonnellate di sostanze chimiche, un sistema che la legge regionale considera regolare, ma che altrove, in regioni come Toscana o Puglia ad esempio, sarebbe vietato. Attività lecite non punibili penalmente, il cui impatto ambientale però è enorme. Ecco perché servirebbe una scelta politica per cambiare le norme. Queste sono scelte chiare che dovrebbe fare oggi la politica.
e quindi in determinati casi noi ci troviamo con le mani legate. Finché tutto resterà lecito, il fiume Gela continuerà a cambiare colore, insieme alla coscienza di un territorio che chiede giustizia ambientale. Brutta storia. Un nuovo ponte tra le sponde del Mediterraneo. Nasce a Catania il Centro per la Ricerca e il Dialogo Mediterraneo, appunto. Eva Spampinato. Noi viviamo oggi in un mondo pieno di conflitti e di contrasti e per questo la diplomazia, il dialogo è l'unica via. Il dialogo come base fondamentale e necessaria per la pace, un dialogo interreligioso e interculturale come quello promosso dal nuovo Centro Studi per la Pace sulle sponde del Mediterraneo, che è stato presentato questa mattina al rettorato dell'Università di Catania alla presenza dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, dell'ambasciatore algerino in Italia Mohamed Khelifi, dell'imam di Catania, del medico di Lampedusa Pietro Bertolo e del presidente della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo. I politici non hanno riuscito a fare qualcosa per tutti i massacri e tutti i conflitti del Mediterraneo e questo centro è un'istituzione indipendente mirata alla ricerca scientifica, studiare rigorosamente le dinamiche del Mediterraneo sia dal punto di vista culturale, sociale, ambientale. L'obiettivo è quello di promuovere una cultura di pace, rispetto e solidarietà, rafforzando la diplomazia culturale e spirituale nell'area mediterranea. È molto importante anche non utilizzare mai la religione come uno strumento di lotta politica o di discriminazione e da questo punto di vista io credo che sia molto importante che questi incontri non avvengano semplicemente in luoghi religiosi, ma in luoghi che dicono la laicità di uno Stato che assicura la libertà religiosa. Un'onda magmatica di bellezza civile che attraversa strade e piazze di Librino, di nuovo a Catania. E questa è l'altra faccia del quartiere voluta dalla generosa iniziativa del mecenate Antonio Presti, servizio di Tonino De Mana. Un'onda magmatica di bellezza civile che attraversa strade e piazze di Librino, nuove opere su cui spicca l'enorme sedia alta 10 metri e nuovi sogni, come la realizzazione di un museo regionale all'aperto a Librino e soprattutto la trasformazione del popoloso quartiere in una piccola Versailles. Promesse che strappa il mecenate Antonio Presti, attorniato da istituzioni, mondo scolastico e tanta gente comune. Appuntamento all'Istituto Musco che si affaccia proprio sulle nuove opere d'arte. Il sogno è sognare, oggi è una grande manifestazione di bellezza con tutti i ragazzi delle scuole, il sogno del sognare, lo spirito dell'amare, Librino Museo a cielo aperto internazionale e sicuramente l'impegno dopo una vita di 20 anni di sacrifici e di restituzione del senso, ecco adesso pensare anche al futuro. Lei ha detto basta opere, adesso fiori, Librino deve diventare Versailles. Librino ha bisogno anche di un'educazione universale, l'opera d'arte è artificio e a volte che significa, che vuol dire. Ecco, piantare i fiori con i bambini del quartiere penso che sia una visione di bellezza che anche questa volta manifesterà la bellezza con quell'estetica che ritorna a essere a braccio di una comunità. Il tuo messaggio ha fatto commuovere, ma al tempo stesso ti sei commossa, cosa hai detto? Sì, perché tanti parlano Librino, giustamente sempre di un posto brutto, un posto pericoloso, Librino pericoloso. Non è così, perché Librino è bellissimo, è un quartiere bellissimo. Librino, spesso raccontato attraverso stereotipi negativi, continua così ad essere un importante laboratorio di cittadinanza attiva. Meraviglioso, davvero. E adesso una nostra inchiesta che siamo certi sorprenderà più di uno. Un alone di mistero circonda da tempo i bronzi di Riace. Erano solo 2? E dove sono stati veramente trovati? In Calabria oppure in Sicilia? Ai nostri microfoni il testimone che ha raccolto le confidenze di chi avrebbe organizzato addirittura il trafugamento delle sculture. Ascolterete, mi hanno detto che erano state recuperate nelle acque di Brucoli, nel Siracusano, ed erano 5 statue. L'inchiesta è di Lorena Dolci. Emersero il 16 agosto del 72 dai fondali di Riace al largo delle coste calabresi. 2 capolavori dell'arte greca in perfetto stato di conservazione, senza nome, senza storia, ma con un passato di 2000 anni. Li chiamarono statua A e statua B.
per tutti i bronzi di Riace. Ma erano davvero solo 2 e sono rimasti sempre su un fondale profondo appena 9 metri? Tanti dubbi, evidenti anomalie ed un alone di mistero circondano da 50 anni i 2 guerrieri. Nel frattempo, 2 archeologi americani avanzano l'ipotesi siciliana, e cioè che ben prima della scoperta in Calabria le statue siano state trovate nel mare di Augusta e trafugate per venderle all'estero. Le rivelazioni rimasero inascoltate per anni, finché nell'estate scorsa un nuovo testimone, il signor Enzo, nome di fantasia, rivela nuovi dettagli. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Dettomi da colui il quale ha diretto tutto il trasporto verso la Calabria e poi hanno venduto. Tutto il resto sono rimasti questi 2. All'epoca il signor Enzo faceva affari in Sud America proprio con questo faccendiere, un losco personaggio legato a doppio filo con 'ndrangheta e politica. Ma la rivelazione riguarda anche il numero, non solo 2 bronzi, ma un intero gruppo scultoreo. A Brucoli abbiamo pescato i bronzi cosiddetti di Riace. I 2 bronzi a Brucoli, io ho detto 10, no, 5 statue e 2 leoni. Negli ultimi mesi i testimoni si moltiplicano aggiungendo nuove tessere al mosaico, mentre al lavoro ci sono anche 6 università che stanno per mettere il sigillo scientifico all'origine siciliana dei bronzi. L'inchiesta andrà avanti, l'inchiesta di Lorena Dolci. Adesso è la pausa e dopo per il calcio la grande attesa per il big match Catania-Benevento in un Massimino che si preannuncia tutto esaurito. State con noi. Calcio, cresce l'attesa per la partita di domenica al Massimino, la seconda consecutiva contro il Benevento, primo in classifica insieme alla Salernitana. Intanto il Ministero dell'Interno ha disposto lo stop per 3 mesi delle trasferte dei tifosi etnei. Francesco Triolo. Un entusiasmo che sta contagiando tutti, un nuovo pienone per la partita contro il Benevento di domenica prossima, se possibile ancora maggiore di quello registrato contro la Salernitana. Il Massimino, che domenica scorsa ha fatto il record stagionale di spettatori a quota 18.777, è pronto per un'altra giornata di grande festa. Per la gara contro il Benevento, in testa alla classifica insieme alla Salernitana ad appena un punto dai rossazzurri, già esaurite le 2 curve e la disponibilità in tribuna A e bassa. A differenza della partita contro la Salernitana, stavolta il settore ospiti sarà aperto, possibile quindi prevedere circa 20.000 presenze, complice l'entusiasmo generato dal 2-0 alla squadra di Peppe Raffaele. Su fronte squadra la ripresa degli allenamenti ha portato ad una buona notizia ed è quella legata alle condizioni fisiche di Alessandro Raimo. Il giocatore si è sottoposto a ulteriori controlli medici ed esami diagnostici che hanno scongiurato il rischio di intervento chirurgico. Adesso dovrà seguire un percorso personalizzato di riabilitazione dopo il serio trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso di un allenamento. Difficile fare ipotesi sul rientro, ma potrebbe avvenire ad inizio dicembre. Intanto però c'è da preparare la sfida di domenica prossima e Toscano ha avuto la conferma che può contare su una rosa di altissimo livello. Poco fa il Ministero dell'Interno ha disposto 3 mesi di stop alle trasferte della tifoseria catanese a causa dei recenti disordini avvenuti agli imbarcaderi di Messina e per gli scontri in autostrada dopo Giuliano Catania. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.